in collaborazione con Foniacom. Coro De Viaghe di Ploaghe con Maria Giovanna Cherchi. Allora, spieghiamo subito l'arcano di questo incontro. Intanto vi presentiamo il lavoro del coro De Piaghe, disco che si intitola Bogues Lontanas. Allora, il maestro magari ce lo racconta in due parole, giusto per spiegarci che caratteristiche ha questo disco, che brani avete scelto e perché. Allora, intanto speriamo che sia un disco innovativo, visto che si tratta anche di qualche armonizzazione un pochino fuori dai soliti canoni delle armonizzazioni sarde. I brani sono praticamente una storia d'amore, quindi sono collegati uno con l'altro. Ecco Piero, non far girare il microfono in aria, perché sai, se lo fai girare così tanto non si sente la voce. C'è anche qualche brano sacro. All'interno c'è anche un brano eseguito da un nostro caro amico e fondatore del coro che è mancato l'anno scorso. Lo abbiamo voluto inserire così per averlo ancora con noi. Questo. Bene, però diciamo, la perla di questo disco, che questa sera è anche con voi, è la voce di Maria Giovanna Cherchi, che voi avete invitato a cantare con voi e ad interpretare un brano particolare. Maria Giovanna, vorrei sapere da te, intanto il giorno che ti hanno chiamato, come si sono proposti, se sono stati sfacciati o sono stati così un po' timidi, come ti hanno convinto? Con grande gentilezza mi hanno chiesto di collaborare a questo lavoro. La canzone mi è piaciuta subito. Ambra è una di quelle canzoni d'amore antiche che fanno sognare, e poi guarda che popò di giovanotti qui, è un onore cantare con questi ragazzi giovanotti qua. adesso sì. Per favore Luisanna inquadraceli tutti, perché così almeno il nostro, perché noi abbiamo questa attività sotterranea nascosta di cuori solitari, quindi insomma raccogliamo, ecco, le vostre richieste. A parte questo, quindi tu hai accettato subito, sì, certo. E il brano è un brano che racconta, diciamo, una promessa d'amore che si fanno i due sposi, però una promessa più intima, quindi non quella fatta davanti all'altare in chiesa, ma quella fatta tra loro, giusto? Sì, infatti fatta tra la loro in un'altra canzone sede. Racconta di una storia d'amore che inizia dopo la festa, dopo il sacramento del matrimonio, quando la vita insieme inizia sul serio, a casa, quando appunto due persone stanno insieme per tutta la vita. Bene, ascoltiamo Belleza Est.
complimenti al coro Piaghe di Ploaghe e naturalmente insomma Maria Giovanna, ma Maria Giovanna è già una garanzia, il coro questa sera lo abbiamo apprezzato veramente bene in questo brano. Speriamo insomma di riavervi in altre occasioni per ascoltarvi anche nelle altre vostre produzioni. Dunque grazie a Ploaghe e al suo direttore Piero Concu. Mentre con Maria Giovanna continuiamo un discorsetto, cosa ne dici? Sì, volentieri. Un discorsetto già iniziato qualche tempo fa perché avevamo già presentato il tuo disco uscito proprio nel